Abbiamo di fronte il Sainz Milano e il Pordenone. Il cerchio, intanto palo incredibile di Sanchez con questo destro al volo. Regalerà certamente spettacolo perché a nessuno delle due può interessare il pareggio. Intanto attenzione, la fiammata subito di Wilde. Vediamo ancora questo angolo. Palla, attenzione che sbuca. Consente alla squadra di rimanere. Attenzione, la paratissima di Vascello. Parte lui con la rasoiata. Palla stoppata sulla linea. Sampaio allarga per Sanchez. Sanchez che è indemoniato e tira con il destro. Tiro libero che vede partire Zancoren. Solosi esce bene. Poi ancora Solosi. Questa è stata una parata incredibile. Però il punteggio non si sblocca. Ci prova adesso il Pordenone a sbloccare la faccenda con una bella giocata in solitaria. Attenzione, il gol fantastico di Irzeli che ha fatto tutto da solo. Si è liberato per il mancino. Quindi già dall'altra parte Della Bianca che fa un aggancio incredibile. Mamma mia che gol spaziale, il 2-0 del Pordenone. Andiamo Sampaio. Palla per De Stefano, la allarga verso Marazzi, ancora Sampaio pressato, ancora Darzeli, attenzione Arzeli che fa il 3-0, in qualche maniera la fa rotolare in mezzo alle gambe di Solosi, la palla termina in fondo al sacco, 3-0 per il Pordenone a 1:31 dall'intervallo. Ancora Wilde che ha spazio, la mette verso Marazzi che prova a fare la sponda, Sampaio va col destro, palla che esce di veramente un niente, darebbe sicuramente una iniezione di fiducia a una squadra che ora di fiducia ne ha ben poca. Ora Perego, ben liberato da Wilde, va col sinistro, non trova la porta. Diamo la punizione con Koren che tenta lo schema, arriva a rasoiata, il gol ancora del numero 6 Roch Arzeli che dunque stampa la tripletta con questo rasoterra di destro. La palla termina in rete per cercare un miracolo. Attenzione, arriva alla palla gol per Riccardo Milani. Vediamo Marazzi che allarga per Sanchez, la mette in mezzo, arriva il gol di Sampaio, portiere di movimento, e questo fitto numero di passaggi per avanzare. Vediamo Riccardo Milani per Wilde va col sinistro e para Vascello. Sanchez, palla per Wilde che viene fermato, tutto regolare per l'arbitro, attenzione alla porta è vuota ed eccolo qua, il gol del 5-1, lo segna sempre Della Bianca. Marazzi, Wilde, palla in mezzo per Milani che dal nulla si inventa un gran gol, palla sotto la traversa, gol del 5-2. Attenzione Wilde, Marazzi ha spazio, ancora Wilde che la mette in fondo, attenzione ancora Sanchez, palla buona e non arriva l'ultimo tocco vincente. Eccolo qui, va Riccardo, il portiere uscirà tra poco, Riccardo Milani fa centro, la palla va dentro, è doppietta per lui. Attenzione Riccardo Milani, Marazzi, tutto chiuso, non c'è spazio, poi arriva, attenzione il palo di Riccardo Milani. Arriva ora il fischio dell'arbitro che manda la partita in archivio.